Il fatto che sia scoppiata la guerra è stato davvero devastante perché da noi, come ben sappiamo, ecco, Draghi ha chiesto di ridurre un po' il consumo dell'energia, magari raffreddando meno durante l'estate le nostre stanze. Laggiù ha significato entrare in un clima di siccità, di carestia e adesso di fame, perché le ultime dichiarazioni delle Nazioni Unite parlano di addirittura tutto assieme 35 milioni di persone a rischio di fame e quindi di morte per fame, 35 milioni. 35 milioni, di cui 17 milioni nel Corno d'Africa Eh. ed il resto nei paesi del Sahel. E poi c'è da aggiungere anche Mozambico e Madagascar che pure hanno cominciato a vivere una situazione di carestia tremenda, ecco, soprattutto nel Madagascar del Sud. E o si sblocca questa situazione, il Kenya riceveva il 70% del fabbisogno, diciamo, di pane. Ormai il pane sta diventando diciamo, il cibo staple food, il cibo fondamentale per molti di questi paesi. Ecco. Quindi la Libia, l'Algeria, la Tunisia hanno tutte sofferto la stessa situazione e finché rimarrà questo blocco il rischio di fame sarà fortissimo. Arrivano i missionari e mi dicono che hanno già cominciato anche a morire, soprattutto in Etiopia. Io sono stato 30 anni in Etiopia e lo so cosa succede a morire i bambini. E come sappiamo è la solita categoria iniziale, poi arrivano le donne, gli anziani e infine gli adulti, insomma, ecco, questa è la situazione. Chiaramente questo porterà a nuovi abbandoni della propria terra verso l'Europa e l'Italia in particolar modo, immagino. Rischiamo davvero di ritrovarci in brevi anni con delle invasioni che nessuno sarà capace di colmare, di bloccare, perché ci vorranno politiche del tutto diverse. Purtroppo abbiamo anche un'Europa che, come ben sappiamo, non riesce a trovare una modalità unica di intervenire né nel conflitto né nei confronti di questo continente, anzi ancor meno. L'unica roba che gli interessa, un'altra cosa che diciamo su Nigrizia, è che vengono in cerca di sfruttacchiare Eccolo là. gas e petrolio da questi paesi.